appuntamenti più attesi di tutto il Ferragosto d'Orgalese, ovvero la serata folk. Su questo palco durante questa serata si esibiranno tantissimi ospiti diversi che ringraziamo non solo per la loro partecipazione appunto stasera alla serata folk, ma soprattutto per quello che è il loro lavoro di ricerca, di salvaguardia e della trasmissione delle nostre tradizioni e cultura, in particolare attraverso la musica, attraverso il ballo, come vedremo, e soprattutto anche attraverso il canto a tenore. Non voglio dilungarmi troppo nella presentazione, nel ringraziarvi di essere qui stasera con noi e vorrei quindi introdurvi il primo gruppo che salirà oggi sul palco. È il gruppo folk Domilani. Il gruppo folk Domilani nasce nel 1976 ad Orgali, con l'intento di tramandare alle generazioni future la cultura e le tradizioni popolari dorgalesi. Nel corso di questi 50 anni di attività hanno fatto parte del gruppo oltre 400 soci ed esso è tuttora l'associazione più longeva del nostro paese. Durante tanti anni di attività si sono esibiti innumerevoli palchi, sia regionali, nazionali che esteri, e in particolare la recente esibizione del Festival in Thailandia ha riscosso molto successo. Da alcuni anni si è anche dato vita al gruppo Mini Folk, Domilani su Spirtioso, con l'intento di garantire quella che è una continuità e il futuro delle nostre tradizioni. Ad accompagnarvi stasera all'organetto il Tore De Lusso. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio il gruppo Domilani. Un applauso.